Tutti i grandi imperi dell'antichità ebbero la necessità di dotarsi di un sistema che permettesse di comunicare informazioni da una parte all'altra dei loro territori in maniera rapida. Lo fece l'impero persiano, prima poi l'impero romano, e anche i Khan mongoli capirono ben presto l'importanza strategica di un sistema postale efficace, indispensabile per controllare un impero che si estendeva su 20 milioni di chilometri quadrati come quello mongolo. Marco descrive il sistema postale mongolo in maniera minuziosa e affascinata. Lungo le vie principali, tutte fiancheggiate da alberi, erano collocate delle stazioni di posta, dei veri e propri palazzi dotati di letti comodi e lenzuola di seta, ci dice qua. Qui i messaggeri, ma anche i viaggiatori e i mercanti, potevano rifocillarsi e cambiare cavallo per poi ripartire. Quando un messaggio doveva essere trasmesso con particolare velocità, il messaggero poteva cavalcare da una stazione all'altra senza mai fermarsi, cambiando solo il cavallo, arrivando a percorrere anche 400 km in un giorno solo.